Bene, si chiude così ad Orgiano con una splendida serata in compagnia di Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo. Si chiude Venezia da Terra, quinta edizione. Forse è l'edizione della conferma, è l'edizione nella quale Venezia da Terra in qualche modo si è proposta in maniera un po' più decisa del solito, andando a coinvolgere altri territori e proponendo un calendario piuttosto fitto di eventi. La collaborazione con questi due dipartimenti è nata da un'occasione direi fortuita. Questo progetto è dedicato allo studio delle repubbliche, non solo della Repubblica di Venezia, ma diremo così delle forme repubblica nell'Europa dell'età moderna, dal 1500 al 1700, in Europa. Giovanni Florio, da una parte organizzatore, allo stesso tempo ricercatore, ha favorito questo incontro, questo matrimonio. Dopo 5 anni possiamo che essere soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso. L'abbiamo intrapreso all'inizio in 3, assieme all'Università di Padova, 3 comuni, il comune di Campiglia, appunto Capofila, Poiana Maggiore e Orgiano, facendo una scommessa, dicendo proviamo a offrire a questo territorio un prodotto che sia un po' più elevato, un po' più curato. Il teatro mal si presta a raccontare la grande storia senza le microstorie. Essendo teatro, più ci sono drammi dentro, meglio è, diciamo. Però, visto che la storia è spesso un grandissimo movimento drammatico, non è difficile trovare ingredienti per questo tipo di piccole torte. Per cui quella è l'idea. Attraverso la storia di uno tu puoi vedere cosa è successo alla tua regione col passare del tempo. A te mi sembra che questa sia una buona formula che intendiamo anche seguire nei prossimi anni, perché l'auspicio, un auspicio molto concreto, è quello che appunto Venezia da Terra possa essere ripreso anche nel 2020, nel 2021, nel 2022. Ci auguriamo davvero che il futuro ci sorrida come ci ha sorriso in questa quinta edizione, che è stata davvero particolare, bellissima e forse la più difficile perché siamo partiti in ritardo, ma senz'altro la più appagante sotto tanti punti di vista. Io auguro a questo festival di avere una vita sana, lunga, piena di avventure e di uscirne sempre arricchito, perché è un bel festival che ha una gran ragione d'essere. A margine di tutto questo, l'unica cosa che mi sento di dire è un grande grazie. Grazie ai comuni che hanno dato la loro disponibilità per sostenere questa iniziativa, all'Università di Padova, grazie agli sponsor e grazie soprattutto a tutto lo staff tecnico che ha lavorato dietro le quinte di questa iniziativa.